siamo organizzati così. Io sono tornato per finire il video e caricarlo entro oggi. Vi dico la data perché è da un po' che non ve la dico. Oggi è 28 giugno, sono mezzogiorno e 24 e Rita sta piantando un ombrellone in spiaggia. Un super ombrellone in legno che abbiamo, antichissimo, che non butterò mai. Poi viene, prepara un'insalata di riso, così ce la mangiamo in spiaggia, all'ombra, tranquilli, e stiamo tutto il giorno in spiaggia. E adesso io mi rimetto a lavorare. Come vi ho detto prima, io finisco di lavorare e caricare un video e Rita fa l'insalata di riso. Tutti gli ingredienti sta preparando e ce la mangiamo in spiaggia. Dado è già sotto l'ombrellone in spiaggia, lo vedete da qua, dalla mia finestra, mentre lavoro lo controllo. All'ombra, tranquillo, beato lui. Sempre io e te a lavorare, Rita, eh? Vabbè, però già vedere Dado lì sotto all'ombra è una gioia. Pranzo pronto, Rita ha preparato tutto, ha fatto la borsettina col riso. Guardate cosa ci beviamo oggi in spiaggia, un ottimo spumante sotto l'ombrellone. Siamo pronti amici, sotto il nostro ombrellone. Ah, prima vi ho parlato del mio ombrellone, non so se in qualche video ve l'ho già fatto vedere. È un ombrellone che si usava un tempo. Nel Medioevo si usava questo ombrellone. Vedete, legno macchiato, perdonatemi, non l'ho pulito perché è vecchissimo, però le vedete le canne di bambù, o canne proprio, non so di cosa siano, forse sono solo canne normali, non di bambù. Proprio canne di bambù. Sì, canne di bambù. Comunque è indistruttibile, massicissimo, pesa però è enorme. Comunque buon appetito, per una volta lo dico io. Ah sì, guardate che bella l'insalata di riso di Dado. È la nostra. È la nostra. Un po' più puzzolente. Ok? Ok. Buon appetito. Va bene. Buon pranzo. Appetito. Questi sono i posti che piacciono a noi. Forse sono quelli che piacciono a tutti. Non lo so. O magari a qualcuno piace anche la calca, la gente, la movida. A noi piace stare così. Al giorno d'oggi è rarissimo trovare posti del genere, ma quando li troviamo ce li godiamo davvero a pieno. Bottiglia scoppiata, riso quasi tutto, era moltissimo. Adesso ci mangiamo un po' di frutta. Io l'ho finito tutto, tanto per precisare. Abbiamo un po' di melone e un po' di pesche. Assaggiamo il melone. Che buono. Che buono. Rita, perché era famosa Itaca? Perché era la patria di Ulisse. Ah, che bello. E noi andiamo proprio lì tra poco, Sì, andiamo lì. A quelle parole Penelope sorrise, una luce illuminò il suo volto. Sembrava avesse 20 anni di meno. Baciò di nuovo Ulisse con ancora più effetto passione. Da allora vissero tutti felici con Bellissima, Rita ci ha letto tutta la storia di Ulisse. Adesso possiamo continuare il viaggio in Grecia perché poco ne sapevamo o poco ricordavamo. Abbiamo trascorso un bel pomeriggio, una bella serata in questa spiaggia, tranquillissima, non c'è nessuno, anche oggi non c'era nessuno. Ho lavorato tanto stamattina e di pomeriggio ho fatto un paio di cosette in camper, un po' di pulizie e poi ci siamo sdraiati in spiaggia. Sono le 8 di sera, adesso vi faccio vedere questo posto col drone e poi andiamo a cenare. Through life and to death. You tell me you're nervous. You say you're afraid. I wish you could see think you're brave, and if it all falls, if it all breaks,
still be here. We'll fix these mistakes. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. Abbiamo ritirato tutto. Vi è piaciuta la dronata? È bella spiaggia, grandissima, ma la parte bella sarà nei prossimi giorni. Non vedo l'ora di spostarmi, sono già in fibrillazione. Qua ci siamo già 2 giorni quasi. Rita sta cucinando, stavo dicendo. Abbiamo ritirato tutto e adesso Davide ha deciso di farsi un bagno al tramonto alle 8:30 di sera. Mi piace vederlo così, mi piace vederlo libero, mi piace pensare che sia un bambino fortunato, perché decide di farsi un bagno, decide di fare quello che vuole. 8:30 della sera, non è chiuso in casa, non è in una piazza, è qui, guardate. Com'è, bella? E il tramonto ti piace? Non lo vedo bene con la macchina tutta bagnata. Ma di sicuro è bello. È bello, eh? È bello, amore mio, goditelo, goditi ogni giorno della tua vita. Ma lo stai facendo. E quando riguarderai questi video un giorno, tra molti anni, ricordati che ho fatto di tutto per farti vivere una vita così, piena, felice, libera. E anche oggi siamo arrivati a cena, 9 di sera. Ci stiamo godendo un po' di vento dalla turboventola. Guardate che potente. Caldissimo. Sentite che potente. Ah, anche Dado. Papi, stacca che non abbiamo batterie. Spiritosone, spiritosone. Però adesso apparecchiamo, Siamo arrivati quindi alla cena. Ragazzi, c'è un caldo tremendo. Vediamo 29 gradi e 8. Ed ecco perché ci stappiamo un buon Nemea greco fresco, perché non è possibile bere vino caldo. Rita verdure con fetta e Davide un'altra fettina. Buon appetito, buon appetito. Buongiorno amici. Buongiorno. Buongiorno. Non avendo più uova, a colazione mi mangio un bellissimo toast e una spremuta d'arancia. La mia ormai la conoscete. È sempre uguale. E poi ci spostiamo, continuiamo a scendere perché non vedo l'ora di fare le due isole che vi ho detto ieri. Visitare Itaca, la città, il palazzo di Ulisse, e quindi abbiamo troppa curiosità e troppa voglia di spostarci per continuare a scoprire la Grecia. E comunque la nostra situazione è sempre questa, ci svegliamo così. Rita e Dado sono andati a farsi una passeggiata perché così mi lasciano anche un pochettino tranquillo nel mio ufficetto a lavorare, senza rumori, senza chiacchiere, perché editare i video e con le voci sotto tu stai ascoltando quello che si è detto nei video e senti sempre Davide che chiacchiera, diventa difficilissimo, quindi la mattina vanno a fare una passeggiata. Però il mio ufficetto è tanta roba, un computerino, un paio di cuffie, quindi poca roba, ma tanta roba è il panorama dove lavoro. E mi piace molto lavorare con il rumore del mare, mi giro, guardo il mare, la spiaggia. Sono molto fortunato, lo ammetto.
Continuo perché poi appena tornano mettiamo in moto e continuiamo, e continuo a filmare e a farvi vedere la Grecia che ci sta piacendo moltissimo. Sono andato a lavarmi i denti e ho visto che questo sta riniziando a muoversi, perciò adesso lo tolgo, perché vedete qua l'hanno siliconato per cercare di sistemarlo, ma solo da una parte sta tenendo, dall'altra ormai sta andando via, quindi lo tolgo tutto e provo a risiliconarlo, così mi distraggo anche un attimo dal lavoro. Perciò silicone, attrezzi, spatole, la spatola per togliere il silicone vecchio, vedremo. Proviamo a togliere quindi il silicone rimasto, e qua ce n'è, ecco qui. È uno schifo totale, amici, è a pezzi. Guardate in che condizioni è tutto ormai rattoppato. Adesso provo a pulire tutto, a rimettergli il silicone e a ripoggiarlo. Adesso provo a pulire un po' questa parte perché nel mobile l'ho pulito, e poi provo a rincollarlo col silicone. Siamo pronti per siliconare, pulito qui, pulito il mobile, e ci proviamo. Vediamo se questo è ancora buono oppure devo prendere l'altro. Non so quanto possa durare, credo proprio poco, perché dentro prende solo in questo pezzo, perché vedete qui a sinistra, qui da questa parte non tiene, dall'altra c'è solo una piccola graffetta, come si può chiamare, quindi praticamente il pezzo che aggrappa è solo un tanto così. Vabbè, quel che dura. Ciao. Lavoro ultimato, adesso riordino tutto, pulito, ritiro la cassetta, l'aspirapolvere. Nel frattempo sono rientrati anche Rita e Dado deve fare la sua solita merenda. E poi dobbiamo fare la domanda per l'iscrizione alla quinta di Davide. Tagliato barba e capelli, e adesso andiamo a farci un bel bagno con Dado, vero? Bellino. E questi sono i pensieri che ci attanagliano prima di tutto. Questo della scuola di Davide di sicuro. Adesso i due malandri fanno il bagno e poi probabilmente ci sposteremo. Vediamo se pranzare qui. Siamo arrivati all'ora del pranzo. Rita ci propone una pasta molto complessa all'olio e delle fettine ai ferri. Però ieri ho scoperto questo vino Nemea e mi è piaciuto da pazzi. L'ho comprato per caso, quindi adesso gli faccio una fotografia perché voglio ricomprarne molte bottiglie. Siamo pronti per andare via, 21 km, 20 minuti al nuovo parcheggio. Togliamo l'oscurante e ce ne andiamo. ...22 minuti, 23 km, vicinissimo, un altro parcheggio simile a questo. Ci fermeremo di nuovo di fronte al mare. Lungo la strada abbiamo trovato un orto e dei signori che vendono dei pomodori, dei meloni, quindi ci fermiamo, andiamo a vedere l'orto, ce l'hanno qua e andiamo a vedere cosa vendono. Tanta frutta e verdura freschissime dell'orto di questi signori, buoni prodotti. 2 belle buste di frutta e verdura
12,92. Ottimi prezzi, abbiamo preso chili e chili di roba. Guardate che bella la signora e il marito. Il marito sembra Ulisse. Ulisse. Piccola spesa fatta, si riparte. Si riparte. Dado è già in posto di combattimento, non lo frego mai, guarda. Siamo sulla strada che si chiama Prevezas Iguminizas. Stiamo facendo tutta la costa per andare nelle isole. Adesso siamo in alto, poi riscendiamo lungo la costa e ci parcheggeremo di nuovo a fianco al mare. Si sale direzione Preveza, non so se sia una città o un luogo, comunque stiamo andando verso Preveza. Ci manca il pane, l'acqua e le uova. Abbiamo trovato un supermarket lungo il percorso, quindi ci fermiamo. Davvero un bel negozietto, troviamo di tutto, c'è proprio di tutto. Super fornito e infatti stiamo comprando tante cose che ci mancavano. Il signore gentilmente ci offre anche l'acqua. Dopo aver fatto la spesa mi ha detto camione, acqua. Va bene, acqua. Vamos, riempiamo. Una spiaggia chilometrica alla nostra destra con speriamo tanti parcheggi in libera e forse addirittura all'ombra sotto una pineta. Qui alla nostra destra Mythicas forse si chiama, spiaggia davvero di chilometri. Questo è uno dei tanti ingressi che arrivano proprio alla spiaggia e lungo il percorso abbiamo visto tanti parcheggi per camper liberi, in libera sotto gli alberi, quindi tanta roba. Comunque sembra un parcheggio bellissimo, amici, in natura. Speriamo bene. Poi sarai arrivato a destinazione. Speriamo bene. Questa è la strada che ci porterà al parcheggio. Dolce a sinistra, spazzatura, chioschi, letti e sdraie, e letti e ombrelloni. Ma noi continuiamo avanti e vediamo se troviamo il parcheggio che dice Rita. Il posto ci piace molto perché uno spiaggione così libero. Nuovo parcheggio trovato anche all'ombra. Sì, c'è la strada, ma non credo che di notte ci disturbino molto le macchine, non credo ci sia molto traffico. Questo è il parcheggio e la spiaggia ce l'abbiamo proprio di fronte, quindi c'è un altro camper anche qui avanti. È al sole lui, però è in piano e ha la spiaggia proprio di fronte con uno spiazzo. Sembra più bello, solo che noi siamo all'ombra. Adesso è ora di farsi un bel bagno. Questa è la nuova spiaggia, inizia a essere bella, certo non è sabbia fine, però guardate che belle pietroline. Anzi, forse la preferisco, non ti si attacca ai piedi, fai così e cade tutto, guarda. Beh, a me. È più facile da pulire, no? Sì, però adesso andiamo a fare un bagno. Adesso andiamo a fare un bagno, passiamo alle cose importanti, dice Dato. Però bella, guardate che sabbia e guardate che spiaggia. Non ci vedo. 3, 2, 1. Sono immerso prima io, ho vinto. L'acqua è bollente, un brodo primordiale. Sono un batterio nel brodo primordiale. Sei un batterio.
Volete sapere quali sono le cose che mi piacciono di più in acqua? La prima è tuffare. Bellissimo. Noi ci stiamo facendo una bella cenetta con delle alette di pollo, patate al forno, verdure, melanzane, peperoni sempre al forno, pane caldo. E sempre di fronte al mare, guardate amici, attraverso la zanzariera si vede ancora un poco di tramonto. Grazie Rita per questa cenetta. Prego. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Oggi vi abbiamo fregato! Nuova intro! Stamattina non abbiamo fatto niente, le mie solite 2 ore di lavoro al computer, anche 3. Davide e Rita hanno preso il sole nella spiaggia dove siamo da 2 giorni. Questa. Adesso abbiamo ancora gli asciugamani, infatti in spiaggia con la borsa del mare. Vado a prenderla e ci spostiamo, continuiamo a scendere verso Lefkada. Quello che vi ho fatto vedere con la mappa, la prima mappa del canale, ma poi ve lo farò vedere meglio, la faremo ancora meglio. Comunque almeno avete capito più o meno dove siamo e dove stiamo andando. Quindi stiamo scendendo verso le isole, va bene? Va bene. Ok, chi guida adesso? Guidi tu? Sì. Ciao Rita. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio, non buongiorno. Beh, buongiorno tutto il giorno. La nuova Buon intro. pomeriggio. Davide ha subito detto la sì. nuova intro perché era buon pomeriggio. E io sto pulendo, sto cucinando. E comunque non è sempre- cambiato niente. Sono sempre qua. Sempre in Questa è la mia cucina. postazione. Ah, una novità c'è, è bruciata anche la seconda cucina dell'Ikea. Bocciata la cucina dell'Ikea, non compratela. Siamo di nuovo a Punto e a gas, capo. di nuovo con la cucina a gas. Cucina dell'Ikea messa qui perché questa volta ho lo scontrino. E quindi se trovo un altro negozio Ikea quantomeno vado con la ricevuta, che l'ho comprata un mese fa, l'altra era durata 2 mesi, questa 1 mese. Faccio il record. E almeno gliela riporto e vediamo cosa succede, anche se sono in un altro paese. Ikea e Ikea. Chiudiamo tutto, ritiriamo tutto e ci cerchiamo un altro posto. Vi spieghiamo i programmi di questo pomeriggio e dei prossimi giorni. Voglio andare in un campeggio e dista 41 minuti 35 km verso le 2 isole. Siccome ci propongono tantissime collaborazioni, ma io non ne faccio mai, o comunque ho fatto solo un tablet di Davide perché ci interessava, perché Davide lo voleva a tutti i costi, ma mi propongono biciclette, mi propongono monopattini, mi propongono di tutto, veramente di tutto, antifurti, GPS. Un'altra cosa che ci interessa moltissimo è un monopattino e siamo in contatto con questa azienda da diverso tempo e quindi vado in un campeggio, gli do l'indirizzo a questa azienda di questo campeggio dove andiamo e in una settimana dovrebbe arrivare. Nel frattempo noi visitiamo parte dell'isola e poi torniamo nel camping quando arriva e ci prendiamo il monopattino e possiamo continuare il viaggio. 41 minuti 35 km al campeggio. Credo sia l'unico modo, perché non so che indirizzi dare, cioè l'unico è andare in un camping e dare gli indirizzi del camping. Concordate? Per forza. Atene 395 km, Lefkada 24. Noi andiamo a Lefkada. Atene sarà agosto, chissà. Ci sarà fresco ad Atene ad agosto. Casello autostradale si paga 7,50 € per fare questo tratto e per fare il sotto. Grazie. Per fare il sotto capotto. Arrivederci. Per fare i passaggi sottomarini. Così si può dire. Tunnel sottomarini.
che siamo saliti su una nave, sfondato il camper. Siamo ufficialmente nel ponte che collega la terraferma alla prima delle 3 isole. La prima si chiama Lefkada. Nel frattempo non può mancare una visita alla alla Lidl. Quando la vediamo ci fermiamo, anche perché l'altro giorno, così per caso, ho comprato una bottiglia di vino e mi è piaciuta moltissimo, quindi adesso entro e ne compro diverse bottiglie. Colpo di scena, adesso faremo una cosa che non facciamo da... Ho perso il conto. Lavare il camper. Come avrete visto anche dai video, il camper non è più bianco ma è diventato marroncino. Abbiamo trovato l'autolavaggio fatto apposta per i mezzi grandi, quello là dove adesso c'è la macchina. Aspetteremo che finisca e poi lo laviamo. Proprio così, adesso soffiamo anche tutta la parte dei regolatori delle batterie perché non lo facciamo da moltissimo. Qui c'è un compressore. Questo è prima del lavaggio. Guardate, è pieno di moscerini, zanzare, roba varia spiaccicata là sopra. Oppure lo scooter, il portamoto. Guardate, adesso vi faccio vedere. Mi sono pentito anche di averlo toccato. Banana, banana, pam, pam, banana. Tieni, papito! Più su, Ho le braccia corte. Adesso metti €1. Ok, avviamo. Ok, aspettate che è difficile farlo con una mano sola. Aiuto, mi tolgo! Ah ragazzi, qualcuno di voi ha un ombrello da prestarmi? Eppure c'è il sole. Le previsioni non avevano messo pioggia. Doccia al camper, possiamo dire così. Oh, non ha pietà per nessuno, non fa avvicinarsi che ti fa la doccia.